Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la 20ª giornata, nona di ritorno del campionato di Serie A femminile Tesis. È Audace Calcio a 5 Verona, Lazio Calcio a 5. Off dopo un periodo difficile, soprattutto a inizio girone di ritorno. Ha rotolato il primo pallone con Audace Verona che ha battuto il calcio d'inizio subito. Ancora per Brenda Moreira che scambia con Sicleri che calcia, trova il palo, ancora Brenda Moreira che questa volta calcia a lato sul fondo con 4 reti realizzate. Riceve Verdù, raccoglie, lancia Natascia Barman, palla per Melissa che spara addosso a Monteiro e poi recupera palla, la cede a Maretti che calcia nuovamente, questa volta fermata da Barca in rimessa laterale. Diverse occasioni però da una parte e dall'altra in questo avvio di gara. Attenzione a Maretti che ha un po' di spazio, Maretti va a calciare, era riuscita a tendere il movimento di Evelyn che per Monteiro che poi va anche a fermare Putto, fa la palla dentro, non c'è nessuna giocatrice rossonera. La Lazio mette dentro Barca, Barca ancora, prima cercando direttamente dalla battuta della rimessa laterale. Primo tempo, attenzione alla giocata di Melissa Barban che salta alla grande Sicleri, calcia verso il primo palo, altra grande parata di Monteiro. I laziali senza però riuscire a coordinarsi per depositare in porta, calcia Barca! E Cecilia Barca, 3 minuti e 35 secondi dal termine del primo tempo, porta avanti la Lazio 0-1 il Pala Lupatottina. Ancora attenzione a Melissa Barban che calcia, ancora Monteiro, decisiva. Controtempo rispetto al movimento della compagna, finisce qui il primo tempo, prima frazione di gioco che ha sorpreso Marta Verdù che probabilmente ha visto partire all'ultimo il pallone, il tiro. Break ancora per Moreira che calcia, winner con la sua rete, attenzione ad Alessandri, a spazio ad Alessandri, fermata e sarà calcio di rigore in favore della Lazio. La propria squadra, Sicleri per raddoppiare, parte Sicleri che calcia, trova la conclusione potente, precisa sotto la traversa, Valentina Sicleri, 2-0. Primo tempo, attenzione al colpo di tacco di Evelyn, Melissa Barban e Verdù, recupera palla poi Natascia Barban, molto brava Sicleri, ancora Sicleri, 3 contro 2, allarga per Ruffini, Ruffini calcia, questa volta Verdù va a negare il tris. Melissa Barban ancora Putto, fa ancora Monteiro e poi Maretti con il destro, piede gioie ai sostenitori rossoneri, ancora Maretti, gran palla per Natascia Barban, ancora a sparare addosso a Monteiro. Melissa Barban, grande palla per Putov che calcia senza però soprattutto ancora meno che in precedenza con il 5 contro 4 dell'Audace Verona. Attenzione poi al tentativo di Cecilia Barca che dalla propria metà campo trova il 3-0 nella porta sguarnita, chiudendo probabilmente l'esito del match a 3 minuti e 12 secondi. Natascia Barban, ottimo scambio tra le due, Melissa Barban davanti a Monteiro, Melissa Barban ancora a centrare in pieno Monteiro, poi però palla che carambola in porta. Non so se il gol sia da attribuirsi a Melissa Barban, per il momento diamo la rete alla numero 9, grande, si resta sull'1-3, ancora confusione, ancora fasi di gara confusionarie, ancora Pantano sulla palla vagante, Pantano traversa, parte alta della traversa, che calcia, lo fa male, Monteiro, ancora porta sguarnita, ancora tentativo dalla propria porta, testa Evelyn, raccoglie Zandonà, finisce qui sull'ultimo tentativo, fuori misura di Eleonora Zandonà, finisce al Pala Lupatottina. Lazio calcio a 5, batte Audace Calcio a 5 Verona 3-1, le reti nel corso del primo tempo di Cecilia Barca al 17esimo, nella ripresa il calcio di rigore di Valentina Sicleri al quinto.